nonostante diciamo il caldo sia aumentato e che la pressione sia aumentata nel nostro paese grazie all'anticiclone delle Azzorre, tuttavia ci saranno a rischio due regioni d'Italia, quindi ci saranno forti temporali e la protezione civile giustamente ha emesso un'allerta giallo in due regioni che sarebbero il Veneto e la Toscana, quindi in queste due regioni ci sarebbe questa allerta gialla, possibili condizioni meteorologiche avverse, quindi sono interessate il Veneto e per la precisione l'area dell'Alto Piave. Poi ci sta la Toscana e sono a rischio le aree tipo Vattiberina, l'Arno, Arno Firenze, queste diciamo no città, diciamo paesini, diciamo, quindi Val di Chiana, Valdenza, Valdera, diciamo in tutte queste qua ci potranno essere rovesci di forte intensità, quindi massima attenzione, ci sta frequente attività elettrica, quindi ci saranno molti fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, quindi questi fenomeni potrebbero capitare, non è detto che accadano, però sì, sì, ho controllato pure il tuo, sì, sto verificando ancora. Quindi ragazzi, se volete potete andare sul dipartimento, diciamo, della protezione civile dove potete trovare tutte le indicazioni di questa allerta gialla. Quindi comunque la situazione è questa qui. Quindi in effetti ragazzi la situazione non è grave ma non è anche diciamo è incerta, comunque hanno dato questa allerta, non sa, loro giustamente hanno visto questo nuvolone arrivare carico di bassa pressione e pensano che ci sia questa allerta, siccome sono tutte e due delle regioni a rischio idrogeologiche hanno messo questa allerta, quindi fate massima attenzione se abitate in questi due luoghi, quindi ragazzi Veneto e la Toscana in effetti, quindi il Veneto diciamo è l'Alto Piave la maggior parte, invece la Toscana un po' dappertutto, Valdichiana, Valdenza, Valdera, l'Arno Firenze, quindi un po' dappertutto, quindi massima attenzione, sempre gli occhi aperti come dico io, come si dice fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, quindi mi raccomando, come sempre in caso vedete la situazione del genere lasciate l'auto e tutto e scappate via ragazzi, non pensate all'auto nuovo o a queste cose così, non pensate perché ripeto, quando arriva l'acqua vi trascina con l'auto, non cercate di salvare l'auto, cercate di salvare voi stessi, quindi sempre se vedete che l'acqua aumenta ragazzi uscite dall'auto e andate via. Ragazzi come sempre vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao Adriana, ciao a tutti ragazzi.